Dove sta andando l'industria e con essa l'economia e il mondo del lavoro? I primi a doverselo chiedere sono gli imprenditori, chiamati a raccolta regione per regione dalla loro associazione di categoria Confindustria per essere aggiornati sulla rivoluzione digitale che sta travolgendo il mondo della produzione industriale. L'incontro ligure si è svolto a San Terenzo di Lerici e gli imprenditori, grandi e piccoli, sono accorsi numerosi per conoscere nei dettagli il piano Impresa 4.0 varato dal governo, che prevede incentivi per 20 miliardi di euro in 3 anni, e per seguire case history istruttive come quella della genovese Ansaldo Energia, che ha fatto entrare la rete nei processi produttivi, nella manutenzione e nel customer service delle proprie turbine, integrando totalmente prodotto e servizio. Il cambiamento tecnologico e culturale dell'industria 4.0, definito la quarta rivoluzione industriale, deve rapidamente essere assimilato dalle imprese se vogliono sopravvivere sul mercato. Noi in tanti anni abbiamo accumulato un ritardo forte nell'innovazione, nella trasformazione competitiva della nostra economia. Nel 2016 abbiamo visto il governo scendere in campo da una parte e la leadership imprenditoriale, quindi privata, dall'altra. Il governo ha messo in campo questo programma, questo progetto chiamato Industria 4.0, che è un insieme di iniziative, tra cui anche delle iniziative di carattere finanziario e degli incentivi, che vanno a centrare proprio e a stimolare gli imprenditori a scommettere sul futuro, a investire sulle tecnologie. Nella mia lunga militanza è la prima volta che vedo un piano del governo centrato proprio sull'innovazione digitale. L'altra dimensione importante è quella della leadership imprenditoriale. Gli imprenditori devono capire che questo è il momento di intervenire. Non puoi continuare a fare le cose che facevi prima. Noi nella legge di bilancio abbiamo deciso di fare un piano di politica industriale. Dopo tanti anni siamo tornati a parlare di politica industriale, ma di farlo in modo radicalmente diverso rispetto al passato. Abbiamo deciso insieme al Ministro dell'Economia di costruire un sistema di incentivi fiscali automatici per chi investe, e in particolare per chi investe nei beni collegati alla grande rivoluzione industriale che stiamo affrontando, che è quella sostanzialmente dell'ingresso del digitale nella manifattura. Quindi gli incentivi fiscali, l'iperammortamento, il superammortamento, il credito d'imposta per la ricerca e innovazione non sono collegati a specifiche tecnologie, ma invece sono trasversali rispetto a tutta la filiera delle tecnologie che oggi rappresentano l'industria 4.0, e non solo, perché il superammortamento incide anche sui macchinari più tradizionali. Ma dominare questo cambiamento e favorirlo è interesse anche degli enti pubblici, perché imprese competitive garantiscono sviluppo economico e occupazione, e un piccolo significativo ruolo possono averlo anche gli enti locali, come Città Metropolitana, che ha fra le sue competenze lo sviluppo delle reti digitali. Guardiamo anche con grande interesse a questo percorso della digitalizzazione 4.0 che è stato avviato e al quale diverse aziende del territorio partecipano, proprio per cercare anche nel settore pubblico di essere al passo e quindi di coniugare anche percorsi virtuosi di sviluppo economico, migliorando e innovando i servizi pubblici a supporto. Con Impresa 4.0 si intende da una parte l'impresa manifatturiera che rivoluziona i processi produttivi attraverso le tecnologie digitali e dall'altra l'azienda tecnologica specializzata che svolge il ruolo di consulente e di fornitore per la prima impresa. È proprio in questo campo che in Città Metropolitana esiste un vero distretto industriale. Nelle ultime analisi che abbiamo fatto proprio come delega sulla tecnologia per capire il comparto della città metropolitana, noi abbiamo censito più o meno 400 aziende che si occupano di questi temi a diversi livelli, dalle infrastrutture telematiche al software a processi specifici o prodotti specifici. Quindi è una realtà importante che deriva dal fatto che comunque intorno alla città metropolitana abbiamo avuto e abbiamo ancora aziende che sono aziende grandi, multinazionali in alcuni casi, che hanno creato un ecosistema di piccole e medie imprese molto agili e molto innovative.
Si può certificare anche un'azienda 4.0? Sicuramente sì, oggi con le nuove norme che sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico esiste la possibilità di avere un superammortamento su quelli che sono gli investimenti in impianti legati a Industria 4.0. Per ottenere queste facilitazioni c'è bisogno di una certificazione e chi la farà saranno degli enti o delle società autorizzate a fare questo, quindi con delle competenze che vengono riconosciute per fare questo. Il RINA sarà una di queste e seguirà la certificazione degli investimenti che poi possono consentire di accedere al superammortamento. Luca Manuelli, Ansaldo Energia, ruolo Chief Digital Officer. Che cosa significa questa funzione? Chief Digital Officer è un titolo che Giuseppe Zampini, l'amministratore delegato e oggi presidente Ansaldo Energia, varando la nuova organizzazione di gruppo e capendo che la trasformazione digitale poteva essere una delle aree di innovazione più importanti per le aziende come Ansaldo Energia che operano nel settore dell'energia, aveva bisogno per creare un collegamento fra le attività operative, quindi chi gestisce lo sviluppo del prodotto, la produzione, la vendita, il service, le attività nel cantiere e l'utilizzo di strumenti digitali, informatici e non solo, che poi hanno come obiettivo quello di migliorare il modo attraverso il quale le attività vengono svolte, il relativo costo e anche la qualità dei prodotti e dei processi. Facciamo un esempio, Ansaldo Energia produce per esempio turbine, avete appena inaugurato un'area a Genova Cornigliano destinata a questo. Come può entrare internet, il digitale, dentro la produzione di turbine? Allora, già da anni noi abbiamo cominciato a installare dell'intelligenza a bordo delle macchine, quindi abbiamo cominciato a dotarla di sensori che sono in grado di monitorare costantemente il modo in cui vengono utilizzate. Man mano che noi acquisiamo questi dati e li elaboriamo, diciamo, anche con modelli avanzati di simulazione, questo è il cosiddetto paradigma Big Data, e tutti i nostri tecnici hanno delle ulteriori informazioni che facilitano il miglioramento del prodotto. Un altro tipo di applicazione è a favore del cliente finale, sapendo come la turbina sta lavorando in condizioni reali, noi siamo in grado anche di dare dei consigli su come migliorare l'utilizzo delle stesse e in prospettiva, sviluppando delle tecnologie di manutenzione predittiva, anticipare il momento in cui una parte della turbina potrà guastarsi comportando un problema per il cliente e quindi anticipandone la relativa soluzione.